Esattamente 30 anni dopo la scomparsa di Marx e a 4 anni di distanza dall'Ottobre vittorioso, Lenin ebbe a scrivere: «La dottrina di Marx è onnipotente perché è giusta, essa è completa ed armonica e dà agli uomini una concezione integrale del mondo, che non può conciliarsi con alcuna superstizione, con nessuna reazione, con nessuna difesa dell'oppressione borghese. Il marxismo è il successore legittimo di tutto ciò che l'umanità ha creato di meglio durante il secolo XIX. La filosofia tedesca, l'economia politica inglese e il socialismo francese».